Non leggere quello che ti sei preparato prima. Vogliamo il discorso. Aspetta che c'è la signora poverina che non c'entra niente. Nudo. Ciucca. Voce! Non c'è nessuno. Dai allora! Pregoni. Cosa posso dire? Bis! Lo conosci? Sì. Cosa posso dire? Tanto grazie per aver partecipato. Intanto sta uccidendo. È la prima volta che si vede, forse l'ultima che organizzo qualcosa. Bella la strada, vero Fabio? Bellissima. Vi chiedo scusa, il gestore sicuramente risarcirà tutti i danni per la strada che purtroppo non me la ricordavo così. Non posso dire perché ringrazio. Allora, un ringraziamento particolare a Fabio e a Copone che mi hanno sopportato E non poco. tutte le mie ansie e sono abbastanza meticoloso. Ah, le famose ansie da prestazione. Sì, soprattutto con lui. Sei un po' calato. Perché non essendo abituato a organizzare pensavo che determinate date fossero tutte precise, alla fine me le dicevo. Calma, sì, perché io poi no, ma sei sicuro? Ma quando è che no, ma insomma, quindi un ringraziamento sia a lui che Cocone che a. No, ma aspetta che tu non vedi che si dà la Cocone, poi Cocone si sfogava. È chiaro. Bravi! Andrea, saluta.